passa luna. Altri tenores seguono il solco tracciato dai maestri, come quelli di Abba Lucente o il gruppo che porta il nome dell'antropologo Mialino Pira. E ai tenores Bitti ha dedicato un museo multimediale, il primo della Sardegna, con la collaborazione della sede RAI di Cagliari e dell'emittente regionale Videolina. Ma l'etnia e il folklore sono affidati anche alle esibizioni e ai balli di Sasprennas e di Sabita. Una natura selvaggia si scopre nell'oasi di Litos de Pilora, la foresta con i colori e i profumi dei corbezzoli, del mirto, dell'erica, del lentisco, solcata da un fiume. È l'habitat naturale della martora, del muflone, del daino, dell'aquila reale. Nurasè è un sentiero naturalistico che si snoda per oltre 15 chilometri, seguendo l'antica via dei carri e dei carbonai della seconda metà dell'Ottocento. Il percorso prende il via da Pretta Orteddu, ai piedi di Punta Sadonna, la cima più alta con i suoi 1018 metri. Tappa obbligata per gli escursionisti è l'antico Pinnettu di Sosmurinos, in un bosco di Lecci. Resiste a Bitti l'antico mondo pastorale. La sua economia è ancora legata all'allevamento del bestiame, alla produzione lattiero-casearia. Il suo patrimonio da sempre è stato una ricchezza. I pastori, vincendo antiche diffidenze, si sono riuniti in consorzio con i Patti Verdi e puntano a diventare imprenditori con aziende modello.
Le campagne cambiano le condizioni di vita. Il suo centro storico di pietra, sopravvissuto alle colate di cemento, riflette la civiltà pastorale, che nel museo vicino alla chiesa di San Giorgio ha la sua vetrina d'eccezione. È un viaggio nella memoria, ma anche nella storia di oggi, con gli strumenti di lavoro, testimoni delle fatiche nei campi. In mostra gli oggetti per la preparazione del formaggio, aratri e falci per sosmessatores. Poi la sala dell'arte femminile, della tessitura con le coperte, chiamate frassatas, realizzate col telaio verticale. Non manca il ciclo del pane carasato, dal grano alla farina, alla cottura nel forno